Prego, si accomodi, signorina. Questa è la via della sete, il corridoio della morte. Non gli dia confidenze, è un poco maniaco questo di qua. Lascia Gate. Attenta al terzo scalino, è rotto. Jody, se vuoi mi puoi chiamare la sera dopo ora di cena. Che ci sono sempre io. Questo è il mio biglietto da visita speciale. È molto prezioso, conservalo con cura in cassaforte. Ci sono 12 numeri di telefono. Il primo è il numero di cellulare, quello che tu devi usare. Gli altri li ho messi per figura. Mi dica lui com'è, perché sono un pochino emozionata, un po' mi spaventa, perché lui dicono che è un po' maniaco e che mangia carne umana. Ma no, ieri sera ha mangiato pollo. Pollo con le patatine? Perché è importante capirlo. Le patatine. Signorina, questa è la stanza dei bottoni. Non faccia caso al disordine. Purtroppo la data oggi non è passata. In più ci abbiamo a Johnny, questo di qua, e a Christian, quell'altro, che appende sempre cose. Se c'è cosa mi fa chiamare. Non c'è problema, signorina. Ok, se c'è cosa la chiamo. Buonasera. Tra sesso e duomo, signorina, e mantenga la destra. Mi raccomando, non dia confidenza a nessuno, sono tutti maniaci. Ieri hanno mangiato tutte polli. Lo so, sono qui per questo. E non si dimentichi, se c'è cosa, apro cancello. Voglio pollo, dammo pollo, dammo pollo, Terese. Sapere riga. I miei rispetti, Ho saputo che ieri lei ha mangiato pollo, vero con le patatine, Fritto al forno. patatine crude. A me piacciono crudi i patate. Li mangio con tutta la buccia. Non è che segno sbirro. Questa è la tessera del tram. Se tu vuoi parlare con me, intanto chiedi scusa. Ti sei incantata? Ne hai mangiato male e te li pollo. Crude però. Le orette mi sconcertano. Da mangiare la letta a colazione, a mattina. Ti dissi che mi sconcertano e mi fanno poi indigestione. Io la mattina mangio peperonata e mi viene molto leggera. Ma dimmi una cosa, tu mangi carne umana? A me mi piace il pollo crudo. A te piace il pollo? Amone, assiettati. Quando ero piccolo mi facevano sempre i bastoncini di pesce. Ogni santa sera i bastoncini di pesce. E io desideravo il pollo. Certo che hai avuto una bella infanzia. Non mi posso lamentare. Ma che è questo sciapo di sfincio? Ah, ah, che bello. Sciapo di sfincio. Buono, chi sei sfincione cavolo. Ma ti sei messo il profumo allo Io sfincione? non ne uso profumo, sono naturalmente profumato. Firenze canzone triste, un quadro che feci nell'infanzia. Ti piace questo quadro? No,
Non mi piace, è troppo triste. Questo succede perché non mangi pollo. Non credo. Io sono una persona molto allegra. La mattina mi alzo e rido, sempre. Amore, mangiate una coscetta cruda e ti faccio vedere le risate che ti vengono fuori. Comincia a ridere e non finisci più. Lo sai come si dice? Chi mangia il pollo non muore mai. Lo capisci? Mi fa schifo il pollo e ora non ne voglio parlare più di pollo. Ma che ti sei offesa per caso? Non ti devi offendere. Era una semplice domanda. Sei stata tu alla fine a chiedermi cosa mangiavo e io ti ho risposto. A me piace il pollo, crudo mi piace, senza cottura. Mi piace crudo con le patate crude. Questo ora l'ho capito, io non c'è bisogno che lo ripeti 100 volte. Ti piace il pollo crudo? Con le patate crude, con tutta la buccia. Semplice, va. Non è complicato. Certo, molto semplice diciamo. Sei una persona molto semplice. Esatto. Ti va di fare un test attitudinale. Passami l'incaittamento. Mettilo nel cassettino che gli do un'occhiata. Ecco qua, prendilo. Si vince qualche cosa se lo compilo. No, è solo un test per capire cosa ti piace. A me mi piace il pollo crudo, con le patatine pure crude, non cotte. Mi piace il pollo insomma. Il mio sogno è aprire una polleria cruda, per fare il pollo crudo, con le patatine con la buccia, crude, tutte cose, pollo e patatine crude. Questo mio sogno ce l'ho fin da quando ero piccolo e mangiavo pollo e bastoncini di pesce. Tu mi aiuterai a fare questa cosa, mi aiuterai a realizzare il mio desiderio più grande della mia vita, perché non ti vedo convinta negli occhi, ti vedo un pochino confusa e felice. Però cosa posso fare? Intanto compila il questionario e compilalo tutto, rispondi a tutte le domande. Non ti lasciare nulla, è importante. Scrivici pure se ti piace il pollo oppure le patatine oppure altro. Scrivicelo. Io non ci scrivo niente, già te l'ho detto. A me mi piace un pollo crudo, chi patatine pure crude. E ci bevo la gazzosa ghiacciata. E ora ti saluto, che ho da fare.